Sarà un coordinamento dei sindaci a vigilare sulle bonifiche e sulla riconversione dei poligoni militari della Sardegna. I privati intanto sono pronti a investire sul futuro di Quirra. Sentiamo Nicola Scano. Il futuro è tracciato, avverte Giampiero Scano della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, e ora la partita della riconversione e della bonifica si gioca su un campo realmente partecipato, il coordinamento dei sindaci, che vigilerà sul percorso approvato dal Parlamento. Perché? Non ci dobbiamo illudere che il governo in carica è quello che avverrà, e così per quanto riguarda il Parlamento saranno assillati dai problemi dei sardi riguardo i poligoni. A settembre incontri con Regione e Difesa. Il coordinamento è la sola voce per il futuro di Capo Teulada, Capo Frasca e Salto di Quirra. Propone indennizi diretti ai comuni, trasformerà le indicazioni della Commissione in progetti condivisi, ricorrendo a fondi comunitari e forse a un'intesa istituzionale di programma tra Stato, Regione e Comuni. I privati sono pronti a investire sul futuro di Quirra. Si restringerà sempre di più e specularmente si allargherà tutta quella potenzialità industriale con la creazione di nuovi posti di lavoro. Non sono cose impossibili, non sono facili, ma sono alla nostra portata, però bisogna vigilare nella maniera più giusta.